io metto questi occhiali qua. Voi ricordate che gli occhiali viola sono gli occhiali del bel gioco. Adesso mi fanno le orecchie. Però gli occhiali del bel gioco molto spesso non portano a risultati, lo sapete. Bisogna giocare male per vincere. Vincere è l'unica cosa che conta. Ma delle volte succedono cose. I commenti sono aperti oggi a tutti, non cancello nessuno. Parlate del rigore che in Italia avrebbe. Caressa l'ha detto, in Italia questo rigore si dava. Salvo poi vedere. Devo rivederli. Posso aggiungervi delle immagini che ho preso dal vivo. Però sto video, insomma, ci serve a noi. Questo è sempre un video per il Napoli, per i tifosi del Napoli, per ricordare al Napoli che le imprese si possono fare. E si dimostra che se tu giochi a pallone, se tu insisti, se non ti chiudi dietro, se fai calcio propositivo, puoi battere chiunque. Quindi andiamo lì, vengono loro da noi e cerchiamo di fare una bella partita. Poi se perdiamo, perdiamo, perché il calcio è questo, ma se perdiamo poi dopo venite, mi insultate, dite che siamo dei falliti, tutto quello che volete voi. Ma sono convinto che usciremo a testa alta noi, se usciremo. Voi no, voi uscite a testa bassissima, non bassa, bassissima. Uscite mazzoliati da una squadra che si è mangiata 500 gol e che poteva battervi 5-1 senza proprio problemi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E l'anno prossimo vi dovete comprare anche Messi. Lo vincete l'anno prossimo. Ma Allegri rimane. Sono cazzi vostri. Riprovateci. Bonucci guarda la testa dell'avversario e gli dà un pugno. Guarda Bonucci. Guarda solo la testa, boom, pugno. Non ti sento, Caressa. È un pugno. 1-0 quindi. Si vedeva all'inizio il movimento del braccio di Bonucci, ma è già in caduta il giocatore perché oh, poverino, è già in caduta. Gli dà un pugno senza guardare nient'altto che l'avversario. Cosa segna poco. Vabbè, non significa niente, io ci credo, perché sti ragazzi giovani non si fanno infinocchiare da. Ce la vanno a fare, si fanno un gol, mo. Giocano a pallone, questi sono i giocatori. Il bel gioco. Matrix. Attaccato De Jong da Emre Can, stanno ringhiando sull'asse dell'Ajax, poi fuori tempo questa volta Bonucci è riuscito stanno ringhiando Caressa. Eccolo di nuovo arrivare. Fanno bene. Chenet, prova liberarsi, Chenet allarga, si va a vedere Van de Beek al centro, la palla esce, si coordina Ziyech, Van de Beek e c'è il pareggio dell'Ajax con Van de Beek immediato dell'Ajax. Dunque 35esimo come all'andata, 1-1. Ma voi vedete che partita sta facendo l'Ajax? A me mi servono tutti gli occhiali. Sono occhiali speciali. Non lo so se sono occhiali viola del bel gioco, perché questi stanno facendo una partita sarrista. Però si mangiano i gol e se non segni ti arriva il siringao, come diceva un amico. Ma vediamo se c'era. Palla verso il gol di De Ligt che porta in vantaggio l'Ajax. Fammelo rivedere bene. È bello il calcio perché fai bel gioco, no? E poi ti mangi gol perché magari fai un passaggio di troppo e poi la sblocchi con un colpo di testa alla Koulibaly. Guarda là. Cancelo e Cristiano Ronaldo. Segnerà Cancelo e Cristiano Ronaldo. Segna Cancelo e Cristiano Ronaldo. Comunque ho sbagliato, non segna Cancelo, segna Kean, il predestinato, perché giustamente è lui che deve segnare, altrimenti si dirà che la Juve vince solo grazie a Cristiano Ronaldo. Invece no, segnerà Kean, il predestinato, che segna sempre. Io spero proprio per il bel calcio che passi l'Ajax, ma non per un fatto di anti-juventinità, è che è una squadra che è andata in vantaggio, non si è chiusa tutta in difesa, ha continuato ad attaccare, a proporre gioco, senza lanciare a cazzo, uscendo col palleggio, scambi veloci, presenza in aria. Per pochi centimetri non hanno fatto il 3-1. Per un fatto di giustizia, per la bellezza del bel gioco. Questa.
fatto di giustizia. Poi, se perdono vuol dire che hanno ragione gli allegriani, che bisogna giocare una chiavica per vincere. Concessi 2 soli minuti di recupero. Soli 2 minuti? Ovviamente non partono. Immagino che poi niente rigore. Ha fatto pure la faccia e dice: mi dispiace proprio, non ve lo posso dare, mi dispiace proprio assai. Oh! Beh, è clamoroso questo, Beppe, ma come no? Sì. Avranno da cui piangere. No, non solo era largo, il braccio si allarga. No, non si allarga, il pallone, ragazzi. il braccio. Prende la palla e quindi è il pallone che fa spostare. Ma l'abbiamo visto con Alexandro, non si danno questi rigori qua. Caressa, sei disonesto. Non toglie nulla la prestazione dell'Ajax. Taizi, sei disonesto se dice che il braccio si allarga per andare a prendere. Sei disonesto. E quando lo dirai per un giocatore della Juve, allora mezza disonestà ti verrà tolta, ma resti mezzamente disonesto sempre. Sei disonesto. Qui rivediamo. Ah, attenzione. Forse la prende prima sulla pancia. Ok, sei mezzo. L'inquadratura di prima sembrava nettissima. Sta zitto. Qua sembrerebbe toccarla prima. Questa sembra toccarla prima con la pancia. Sei mezzo disonesto. Per organizzazione. Boom! Brutta entrata di Cristiano questa. Per coraggio, per tutto. E qua bisogna no! Un po' di frustrazione questa entrata di Ronaldo che Qua si espelle, Voglio rivederlo perché magari da questa inquadratura. Mamma mia, pallone lontano a spezzare la gamba per frustrazione. Signori, Cristiano Ronaldo, ecco il vostro ecco il vostro campione. E con questo è finita, non aspetto manco il fischio, avete perduto. Hai perduto. A me dispiace per quei 2 o 3 juventini del mio canale che sono anche simpatici, sono 2 o 3, voi sapete chi siete. Ma mi dispiace, godo per gli altri, perché gli altri che non vedono l'ora di sbatterci in faccia la Champions League, ragazzi, non è cosa. In Europa non è cosa. Abbiate bontà, ma le perdete sempre. Le ci pensate l'anno prossimo vi dovete comprare anche a Messi. E comunque niente. Vediamo cosa vi comprate l'anno prossimo. Adesso mi devo vedere la d'amico che piange sul rigore non dato. In Italia questo rigore è chiaro che in Italia te lo dava. È chiaro. Anch'io, tra poco. Ma voglio sentire. È triste, è tristissimo, ma dopo Tu sei triste. partite come quella a cui abbiamo assistito non si può far altro che applaudire agli avversari per una partita incredibilmente ben giocata. No, perché non dite che siete usciti a grande testa talento, alta perché fate ridere l'Italia, grandissimo Guarda là, guarda il funerale! Rispetto al Real Madrid, che era stato eliminato dagli stessi giocatori, dalla stessa squadra, è stata una squadra decisamente